Scusa? Siamo in diretta. Se vuoi, Giacomo, puoi parlarmi lo stesso, ma siamo entrati in diretta. Vediamo se tutto ciò è vero. Controllando su YouTube in cui arriva con 30 secondi di ritardo. Nel frattempo, buonasera a tutti. Dall'Istituto Comprensivo di Fagagna sono Lorenzo Tempesti, collaboratore della dirigente e mi occupo di tanti aspetti dell'istituto, come saprete, anche quelli più tecnologici. Oggi ho l'ingrato compito di farvi assistere a questa diretta YouTube, che è partita già un pochino complicata dal fatto che il link originario abbiamo dovuto disattivare per un errore tecnico, per cui siamo su un link nuovo. Porto i saluti della dirigente, che si connetterà più tardi perché adesso è in una conferenza di dirigenti e quindi deve dividersi tra più impegni, e anche se è più possibile essere ubiqui con i mezzi digitali, è sempre meglio cercare di concentrarsi su un aspetto solo. Do il benvenuto subito ai nostri ospiti di stasera, Giacomo Trevisan e Davide Sciacchitano dell'associazione MEC, con cui la scuola sta collaborando già da qualche mese, già da prima di questa emergenza che per fortuna sta un po' sfumando nell'estate, e che vi spiegheranno anche meglio loro. Grazie a un progetto finanziato dalla Fondazione Friuli hanno potuto assistere la scuola in diverse modalità su appunto la prevenzione dai rischi dell'utilizzo della rete, dall'utilizzo degli strumenti digitali, che in questi mesi appunto ci hanno completamente assorbiti quasi, e che comunque nascondono ovviamente anche delle insidie, o comunque sono da utilizzare nel modo corretto. Quindi do il benvenuto ai nostri ospiti. Se vogliono presentarci che cosa è l'associazione MEC e che cosa fanno con noi. Ma parlo io, sono Davide Sciacchitano, buonasera a tutti. Io in quanto referente per il comprensivo di Fagagna, per questo progetto che abbiamo in collaborazione con la Fondazione Friuli, ho avuto il piacere prima del lockdown, prima di questo periodo, di conoscere i vostri figli, i vostri ragazzi in due movimentate e belle mattinate passate assieme. Ho conosciuto anche qualcuno di voi genitori, quindi oggi sarò qui essenzialmente per fare da tramite in qualche modo tra la scuola e l'associazione, ma passerei subito la parola al mio collega Giacomo Trevisan, che ha da dirvi un po' di cose importanti e interessanti. Giacomo, presentati tu, buonasera. Buonasera a tutti, ringrazio tutti i presenti per aver preso del tempo per approfondire questo argomento. Cercherò di essere questa sera più concreto possibile e mi farebbe anche piacere lasciare spazio a vostre richieste, a vostre domande, in modo da usare bene questo tempo che abbiamo a disposizione. Io sono appunto Giacomo Trevisan, referente regionale progetti dell'Associazione Media Educazione Comunità. Da anni ci occupiamo del tema dell'educazione all'uso sicuro, consapevole e positivo delle nuove tecnologie. Come mi ha anticipato Davide, collaboriamo con la Fondazione Friuli, che ha permesso di fare un lavoro ampio sia con gli insegnanti che con i ragazzi su questi temi, e in più collaboriamo anche con la Regione Friuli Venezia Giulia, che attraverso un catalogo digitale, un progetto regionale, ci permette anche di sostenere questi incontri genitori. Ne avevamo già fatto uno prima che iniziasse la quarantena, poi la situazione ci ha un po' fermato, ma ci tenevamo e sono molto contento che siamo riusciti a organizzare questo secondo appuntamento online per la fascia proprio della scuola secondaria di primo grado. Bene, io partirei anche subito con la nostra presentazione. Lorenzo, se sei d'accordo, se Sì, va benissimo. Ricordo solo due cose. Una l'hai già detta tu, che nella chat si può intervenire, quindi ci fa piacere chiunque voglia portare la sua voce per domande o interventi. E l'altra, appunto, se sapete di qualcuno che non si è riuscito a connettere a causa del link che è stato cambiato all'ultimo momento, ricordategli che basta andare sul sito dell'istituto icfagagna.edu.it
e da lì il link adesso è corretto, quindi si accede direttamente alla diretta. Quindi grazie, Giacomo, vai pure. Bene. 2 cose pratiche: come orario di termine, quanto ci diamo? Allora, noi avevamo pensato un'oretta, però dipende anche dalle domande che verranno, se dobbiamo estendere un pochino per dare spazio anche alle risposte, diciamo, quelle sollecitazioni che ci verranno fatte, lo possiamo dare. Benissimo, benissimo. Allora io partirei subito con la mia presentazione. Se non sbaglio comunque rimarrà la mia faccia visibile, no? In piccolo, per non perdere tutto il contatto umano. Sì, dovrebbe rimanere. Adesso ti do conferma quando condividi lo schermo. Benissimo. Ok, si vede la presentazione del tuo schermo, ma non si vede la tua faccina, quindi ogni tanto magari staccherai e ci farai vedere di nuovo il tuo volto. Benissimo, benissimo, in modo che possiate vedere che non è una registrazione, ma ci sono veramente dietro l'immagine. Bene, allora intanto inizio qui, prima schermata, insomma, il tema generale che noi definiamo una sfida, ma una sfida non necessariamente positiva, negativa. Il digitale per noi è innanzitutto un'opportunità. Per coglierlo bene, per noi e per i figli, è molto utile collaborare insieme, dialogare per capire quali sono le strategie più adatte, per evitare poi quelli che sappiamo essere anche alcuni problemi legati a questa tecnologia così potente. Ne approfitto anche per saluto tutti e saluto anche chi è già attivo da tempo nella comunità per toccare questi temi. So che sono stati già toccati molti incontri, ci sono varie persone, anche soggetti del territorio di Fagagna molto attivi su questo campo, con cui abbiamo già collaborato, e quindi ne approfitto per salutare tutti, anche l'osservatorio e le persone che già hanno potuto lavorare su questo e con cui già ci siamo incontrati. Io immagino che con alcuni dei genitori qui presenti probabilmente ci siamo già visti negli ultimi 2 o 3 anni per alcune delle attività che abbiamo fatto proprio a Fagagna con l'istituto e con la comunità. Quindi io cercherò questa sera di andare abbastanza veloce, perché alcuni temi sicuramente li conoscete bene, e do una serie di spunti, di stimoli, e chiedo a voi quindi poi di approfondire, di fermarmi, di scrivere messaggi in modo da andare nella direzione più utile. Come accennavo, ecco, lo premetto ogni volta, qui parleremo oggi, ci troveremo a parlare più di alcuni rischi, ma il nostro approccio è assolutamente positivo alla tecnologia, è un'opportunità che farà parte inevitabilmente, piaccia o no, del futuro dei ragazzi, e di fatto porta tantissime opportunità lavorative, relazionali e anche di cittadinanza, nel proprio esercitare il proprio ruolo di cittadini. Quindi l'obiettivo è questo. Parlare anche dei rischi vuol dire proprio capire quali sono le strategie per proteggere, insegnare ai nostri figli come autoproteggersi, che è la cosa importantissima, e poter quindi beneficiare di tutti gli aspetti positivi del digitale. Entro subito nel concreto, aggiornando su alcune delle dinamiche più recenti che osserviamo lavorando con le scuole, informandoci su quello che avviene poi in rete. I comportamenti che più ci preoccupano in questo periodo rimangono sicuramente i contenuti inadatti, che continuano a moltiplicarsi e trovare nuove forme. Voi tutti sapete, qui cito alcuni articoli, che negli ultimi 2 anni si sono moltiplicate le chat che sono diventati dei veri e propri contenitori di contenuti veramente pesanti, estremi, in situazioni in cui diventa quasi una gara a chi per sfida posta i contenuti più esagerati e anche più vietati, no? C'è questa sensazione che si creano delle chat assolutamente prive di ogni controllo, al di fuori della legge, per cui si trovano veramente cose molto molto pesanti, che hanno anche turbato ragazzi e ragazze dei nostri territori, che spesso si sono trovati. Sapete bene che nelle chat di WhatsApp si può essere inseriti da propri amici, da conoscenti, per uno scherzo o che ritengono che possano essere interessati. Ci sono ragazzi e ragazze che si sono trovati veramente turbati e inquietati da alcuni contenuti, alcuni molto illegali, presenti su questa chat.
l'articolo si riferisce a un caso nazionale dell'anno scorso, ma negli ultimi mesi ci sono stati più di un caso qui in Friuli Venezia Giulia, sia di chat su WhatsApp che su Telegram, su cui poi torno dopo. Quindi si moltiplicano, oltre a tutte le piattaforme di pornografia, oltre a tutta una serie di siti dedicati, addirittura anche banalmente, senza neanche esserlo cercato, i ragazzi possono finire in queste situazioni. Oltre a questa chat, una cosa che ci è stata segnalata più volte in questo anno scolastico proprio sono gli sticker, quindi voi sapete che su WhatsApp si possono condividere delle immagini molto simpatiche che sono un po' più dettagliate delle emoticon, quindi sono insomma delle piccole, una collezione di figurine che ognuno ha nel suo WhatsApp con cui poi può comunicare in maniera molto immediata. Bene, nell'ultimo anno si sono diffuse delle app che consentono di personalizzare, per cui uno può prendere qualsiasi immagine trovi in rete, anche molto pesanti, anche molto negative, e trasformarle in sticker che quindi può mandare velocissimamente come se fossero emoticon ai propri amici, e può mandare addirittura il set intero, cioè quindi permettere all'amico in un attimo di scaricarsi l'intero set e sfidarsi come se avessero delle collezioni di figurine a chi ha le cose più estreme. Ecco, e anche qui abbiamo avuto segnalazioni di famiglie, di ragazze in particolare, che si sono viste ricapitare questi sticker con contenuti anche pedopornografici che le hanno molto turbate, e chiaramente da lì è saltato fuori questo fenomeno proprio anche nei nostri territori. Quindi capite come monitorare, tenere d'occhio anche WhatsApp è una cosa di tanto in tanto veramente importante. Secondo tema di preoccupazione rimangono i contatti con gli sconosciuti. Anche qui si sono moltiplicati i canali possibili, perché si sono moltiplicate le applicazioni che permettono ai ragazzi di andare in rete. Anche le più apparentemente innocue come TikTok, come un videogame, Minecraft, Fortnite, sono tutte applicazioni che permettono potenzialmente, se non si sta attenti, di essere contattati da sconosciuti. In questo periodo in particolare sottolineiamo che c'è stato, questo dicono le polizie postali a livello italiano e europeo, un grosso aumento delle attività illegali e anche dei tentativi di adescamento, proprio per il fatto che molti più ragazzi e bambini sono online, molte più persone sono disoccupate, eccetera, eccetera, quindi assolutamente non si può abbassare la guardia su questo tema. Terzo tema è cyberbullismo, ecco che qui non c'è il rischio che arriva da qualcun altro, ma ci sono proprio comportamenti tra i nostri ragazzi, magari che possono anche iniziare come scherzo, se di solito non si rendono conto gli stessi ragazzi di quale poi sofferenza possono creare, e portano poi all'esclusione, all'umiliazione di alcuni compagni con risultati molto pesanti. E sappiamo dai sondaggi che abbiamo fatto e dalle segnalazioni ricevute che anche in questo periodo inevitabilmente queste cose sono successe. Se in generale noi abbiamo riscontrato tra i ragazzi un maggiore senso di responsabilità e di solidarietà, non sono però mancati i casi in cui invece i ragazzi siano stati presi di mira. L'impatto in un periodo come questo, in cui le relazioni sono soprattutto virtuali, è ancora più pesante, nel senso di isolamento e di solitudine di chi è vittima di queste situazioni. In questo magari potrò tornare con alcuni esempi concreti di situazioni che abbiamo seguito anche noi negli ultimi 2 anni scolastici. Quarto punto, il tema del sexting, ovvero della diffusione di immagini a sfondo sessuale da parte degli stessi ragazzi. Normalmente sono le ragazze che sentono la pressione dei loro coetanei, magari del ragazzo un po' più grande di cui sono innamorate, eccetera, che o per le pressioni oppure perché c'è un'apparente fiducia, inviano delle immagini personali molto intime e che poi purtroppo in molti casi vengono diffuse per i motivi più vari, a volte per semplice perché i ragazzi magari non resistono a condividerlo magari col miglior amico, a volte perché l'hanno fatto apposta. Noi abbiamo diversi casi di ragazzi più grandi che apposta entrano in contatto con ragazzine più piccole perché sanno che magari sono popolari su Instagram, eccetera, e che con un po' di insistenza ottengono
una di queste foto per potersi poi vantare con i loro compagni. È una cosa molto, molto cinica, ma sappiamo che questo succede. Abbiamo riscontrato diversi casi, ragazzi di prima, seconda superiori che fanno questo con ragazze delle medie, ma anche di terza media, eccetera. Altro aspetto è il revenge porn, che alcuni conoscono, si intende la vendetta, quindi la ragazza non cede alle mie lusinghe, oppure non siamo più fidanzati, mi ha mollato, io come vendetta condivido quelle foto che magari ci eravamo scambiati in un momento di fiducia e di intimità. Qui torno anche sulle chat, perché ci sono un sacco di chat che sono diventate in questi ultimi 2 anni un luogo in cui addirittura stimolare e promuovere questi tipi di atteggiamenti. Pensate che è una cosa di una settimana fa, una ragazza di terza superiore mi raccontava come delle sue compagne hanno trovato delle loro foto, hanno saputo di loro foto che stavano girando in chat di Telegram, delle chat in cui c'erano minori ma anche maggiorenni, in cui delle foto abbastanza normali, magari loro foto in costume da bagno oppure durante un'attività sportiva, ma assolutamente non cose in cui c'era nessun intento sessuale, che venivano prese, messe in questi gruppi in cui venivano date in pasto, insomma, agli insulti, ai riferimenti sessuali, magari a volte anche con riferimenti ai loro account, quindi proprio come occasione per prendere delle immagini, magari della ragazza che in questo momento mi è antipatica, io le metto in queste chat per fare in modo che vengano poi offese dagli altri, addirittura incitando le persone presenti a contattarle attraverso i social network. È capitato di casi, uno è recentissimo, di un mese fa, proprio di un arresto in Toscana, di un ragazzo che aveva proprio messo in una di queste chat immagine, contatti, addirittura numero telefonico, incitando le persone presenti a contattare per insultare o fare avance pesanti a questa ragazza che aveva avuto il torto di non accettarlo, di non fidanzarsi con lui. Ecco, quindi per capire qual è l'atmosfera in rete, quanto sia facile che ci siano situazioni in cui le persone presenti perdono veramente il controllo, in questa sensazione di impunità, di mancanza di qualsiasi tipo di filtro e di autocontrollo. Ecco, questo era non per scioccarvi o per insomma inquietarvi, ma per ricordarci che anche se sono comportamenti che riguardano l'assoluta minoranza dei ragazzi nell'età delle medie, ci sono, e ci sono, da quello che ci risulta, in tutti i contesti, in tutti i territori qui in regione, alcuni casi in cui i ragazzi si entrano in contatto con questo tipo di situazioni. Questo ci richiede naturalmente una responsabilità come educatori e come genitori. Avere un'idea, essere coscienti di quanti e quali siano i reati che vengono costantemente messi in atto online, ci fa capire quanto noi adulti abbiamo una grossa responsabilità come esempio e come vigilanza di quello che succede in rete. Poi su questo tornerò, perché la vigilanza richiede una riflessione. Qual è il giusto equilibrio tra rispetto, autonomia e vigilanza? Su questo torno dopo. Ecco, dopo un pochino questo aggiornamento su quello che noi vediamo succedere in rete, allora entro su quali sono i nostri consigli, le nostre strategie. Noi abbiamo sintetizzato un pochino l'accompagnamento ai genitori e alle comunità in 5 tematiche, 5 principi. Il primo è affermare o ricordare che la tecnologia è innanzitutto un'opportunità, quindi si deve partire da un obiettivo di permettere ai ragazzi di accedere a questa opportunità, quindi poter essere cittadini del mondo digitale, ma questo richiede delle attenzioni e anche dei tempi. Ecco, ricordiamoci che non tutto vale per tutti i periodi, per tutte le età, e quindi innanzitutto noi partiamo da un'attenzione ai tempi. Le ricerche scientifiche danno dati molto significativi che dimostrano come l'uso scorretto nei modi e anche nelle età sbagliate influiscono sulla crescita cognitiva ma anche psicologica dei ragazzi. Quindi non dobbiamo assolutamente sottovalutare quando facciamo delle scelte, quanto tempo lasciarli online, dare o meno un cellulare, controllare o meno quello che succede, no? Quindi la prima cosa è essere coscienti un po' della situazione. E il secondo principio è quello, di fronte a questo,
investire del tempo per informarci. Quindi fare quello che esattamente state facendo questa sera, dedicare, per quanto sappiamo che tempo ce n'è sempre di meno, è fondamentale restare un pochino al passo e capire cosa sta succedendo. Teniamo conto che l'ambiente virtuale è uno dei luoghi, anzi potremmo dire ormai il luogo di esperienza autonoma principale che i ragazzi hanno. Ormai non c'è più, è diventato minoritario il cortile, la piazza, nella scuola naturalmente si aggregano, ma è una situazione controllata. In rete loro passano ogni giorno diverse ore e quindi è un luogo molto importante per la loro esperienza. Ecco che dedicare tempo per accompagnarli in questo vuol dire veramente influire molto su questo momento delicato della loro crescita, che è quella della preadolescenza, no? Un passaggio così importante e delicato. Innanzitutto questo vuol dire quindi conoscere, avere idea dei reati, sapere quello un po' che vi ho raccontato, sapere che questi 5 reati che vedete qui nell'immagine sono i più frequenti che coinvolgono in questo periodo i minorenni, e sono tutti tra l'altro, a parte l'adescamento, gli altri 4 sono reati di cui loro stessi possono essere autori senza rendersene conto. Vi faccio un semplice esempio. Ecco che quando noi parliamo di pedopornografia non è solo l'adulto che fa un reato di pedopornografia, ma anche, scusate, qua, anche il ragazzino che riceve l'immagine magari dal suo compagno, riceve l'immagine di una coetanea che sta girando in rete e la diffonde e diventa attivo nel trasmetterlo ad altri, sta facendo un reato di diffusione di immagini pedopornografiche. Ci sono state delle sentenze anche nell'ultimo mese che hanno chiarito molto bene che in questo caso anche chi condivide queste immagini, anche se sono state realizzate dalle stesse, da alcune ragazzine, che comunque minori di 14 anni, quindi non considerate consapevoli in toto di quello che stanno facendo, ecco che chi le condivide compie un reato molto grave, che è quello di diffusione di immagini pedopornografiche. Giacomo, è successo qualcosa per cui non vediamo più il tuo schermo. Per un momento non si è sentito l'audio e poi è sparito lo schermo. Se vuoi provare a ricondividerlo, ecco. Adesso vediamo te, così ci vediamo un po' in faccia, se vuoi. Sì, un minuto. Infatti io l'avevo tolta proprio per quello e poi mi ero dimenticato che con questa applicazione poi la telecamera viene automaticamente spenta. Allora, ecco, ne approfitto prima di ripartire con le slide. Ecco, volevo proprio condividere un po' anche di 2 parole così, mostrandomi in viso. Ecco che quindi quando parliamo di reati, qui entra proprio in gioco capire la nostra responsabilità. Conoscere, capire cosa fanno i ragazzi in rete e vigilare, quindi controllare, diventa quindi inevitabile, necessario per una questione di legge. È chiaro che i ragazzi vorrebbero la loro privacy e non sono per niente contenti se noi siamo lì, soprattutto se non è stato stabilito all'inizio questa regola. Però ecco, è importante ricordarci che i genitori hanno per legge il dovere di vigilanza dei ragazzi in tutti i contesti a rischio, e la rete, insomma, dalle cose che abbiamo condiviso e che voi ben sapete, lo è a tutti gli effetti. Quindi non è possibile che un ragazzo, per esempio, non ci dia la password. Anzi, è molto più importante e consigliabile che si chiarisca da subito la cosa. Gli adulti hanno un dovere di legge, noi abbiamo un dovere di legge ogni tanto di verificare quello che succede, a volte assieme, a volte potremmo farlo anche non assieme, se lo riteniamo necessario. Andrebbe chiarito subito, perché è un dovere di legge. Non deve esserci naturalmente il desiderio di spiare, di curiosità, chi è il fidanzatino, eccetera. No, è solo un monitoraggio ogni tanto di quello che sta succedendo in rete. Questo uno può pensare, beh, ma comunque non può funzionare, non possiamo controllare sempre, poi cancellano i messaggi. Ecco, in realtà, se in una classe ci sono anche solo 3-4 genitori che fanno questa attività ogni tanto, ecco che già questo può avere un impatto molto forte, perché uno controlla un giorno, uno l'altro, se ci sono dei comportamenti a rischio saltano fuori, se ci sono molti messaggi cancellati la cosa si vede, no? Si comincia a notare risposte senza domande, scritte, messaggio cancellato. Ecco che se la classe percepisce che ci sono dei genitori che fanno questo monitoraggio, si comporta in maniera diversa.
ma questo comportamento è il comportamento vero che dovrebbero avere in rete, perché loro devono capire che sempre la rete è potenzialmente visibile a tutti, quello che fanno, anche quello che fanno nei gruppi privati. E quindi il fatto che possano sapere che alcuni genitori ogni tanto ci sono, li aiuta proprio a capire questo, che non esiste un ruolo privato, un posto privato in rete. Questo è molto importante. Noi abbiamo visto che nelle classi in cui si crea questa situazione è trasparente, non di nascosto, si sa che gli adulti ogni tanto controllano, anche i gruppi WhatsApp diventano più incentrati sulla collaborazione. Al contrario, gruppi WhatsApp che sono stati lasciati a se stessi hanno veramente creato delle condivisioni di contenuti, di modalità di insulto veramente esagerati, con genitori che magari, quando poi è successo il vero danno, c'è qualcuno che ci è rimasto veramente male o addirittura finito a cambiare scuola per cose successe in rete, genitori che magari dicevano no, ma noi non può essere, i nostri figli non possono aver scritto questo. Ecco, noi dobbiamo ricordarci cosa i nostri ragazzi vedono in rete, quindi sono esposti a linguaggio di ogni tipo. Se non ci siamo ogni tanto anche lì noi con loro a dire ma cosa ne pensi, cosa significa, riflettiamo un attimo, non è lo scopo di punirli immediatamente, loro hanno bisogno di riflettere assieme a noi, perché in rete loro vedono che le parole non hanno più significato, non c'è più limite, hanno bisogno di guide, qualcuno che ne parla con loro di questo. Ecco, per questo è fondamentale accompagnarli ed essere presenti in questi spazi. Giacomo, approfitto per farti una domanda, così per spezzare, anche farti prendere un attimo fiato. Giustamente tutta questa parte è incentrata sul ruolo dell'adulto, sia per le responsabilità legali che per quelle educative che abbiamo insieme, lo dico insieme anche da insegnante perché noi viviamo l'altro lato, ma è importante anche quello. Quanto l'educazione dei ragazzi, come fate anche voi direttamente con i nostri alunni, può incentivare invece un'educazione tra pari? Cioè quanto può essere l'educazione che diamo noi a qualcuno poi una specie di virus positivo in questo caso che può spargersi tra i ragazzi, in particolare tra gli adolescenti che sempre danno più peso ai pari che agli adulti, no? Ecco, questo è sì, un tema molto importante che tu accenni. Allora, in questa fase della preadolescenza è importante avere entrambe le cose, cioè deve esserci un ruolo di vigilanza dell'adulto, cioè il ragazzo deve capire fino ai 14 anni che l'adulto ha al 100% la responsabilità, quindi devono esserci dei paletti, perché questo è di fatto quello che succede. Loro ci si trovano in ambienti di cui non hanno ancora la maturità, la maggior parte di loro, per saper gestire le loro emozioni in ambienti simili, e quindi c'è bisogno della responsabilità dei genitori e loro devono accettare questa cosa. Dopodiché, contemporaneamente, si deve cominciare, noi lo cominciamo fino, come abbiamo fatto con voi in questo istituto, fino dalla scuola primaria, a fare un percorso di consapevolezza in cui si parla con loro molto apertamente di questi temi, li si lascia raccontare i loro dubbi, si chiede a loro quali sono le strategie, perché tutti loro hanno già cominciato e cominciano presto ad avere delle strategie per cercare di gestire le situazioni negative in rete. Ecco che allora questo dialogo fa sì che i più maturi diventino già pronti ad avere un ruolo positivo, e ci troviamo a trovare ragazzi alle medie che di fronte a situazioni negative sono i primi a segnalarlo, magari sono loro stessi a dire adesso basta, state esagerando, guardate che se no dobbiamo parlarne con un adulto. Ecco, ovviamente non tutti hanno gradi di maturità diversi, alcuni ci metteranno anni per essere più consapevoli, aver avuto controllo in rete, però qui ecco, come dici tu, il fatto di accorgersi che i loro compagni già da subito cominciano a essere consapevoli, maturi, anche tra loro cominciare a dare indicazioni, ecco che questo è una cosa fondamentale, perché qui se fino ai 14 anni dobbiamo proteggerli, quando compiono 14 anni devono aver acquisito degli strumenti anche autonomi, e qui i percorsi fatti a scuola con loro, oltre a quello che possono, i messaggi coerenti che possono dare anche i genitori, ecco che può veramente avere un effetto importante. Ti ringrazio e approfitto anche per ricordare a tutti quelli che si sono collegati successivamente che la chat è a disposizione. Per il momento non ci sono domande o interventi, ma la chat di YouTube è a disposizione per tutti gli spettatori. Perfetto, allora proseguo, riprendo con le slide, adesso vado un po' veloce, entro un attimo nel tema di
quali sono allora, naturalmente stasera non è l'occasione per parlare di tutti i reati, però io ci tengo a citarne due, quelli che più spesso i reati vengono commessi dai ragazzi nell'età della scuola media. Innanzitutto la violazione della privacy, e questo riguarda soprattutto le immagini, quindi prendere immagini degli altri e metterle in rete contro la loro volontà, a volte anche quando viene esplicitato dagli altri: per favore toglila, non voglio avere questa immagine. Per loro è uno scherzo: ma va, perché te la prendi, la mettono tutti, è il tuo compleanno, dobbiamo metterti foto buffe. C'è per molti di loro una grossa difficoltà a capire cosa vuol dire rispettare invece il diritto di ciascuno a scegliere cosa finisce in rete. E qui purtroppo, ecco, tanto gioca l'esempio. Purtroppo l'esempio che vedono da noi adulti in rete è molto negativo, quindi c'è proprio bisogno di accompagnarli e anche mostrando noi come usiamo la nostra immagine in rete. A volte capita anche a noi genitori di voler mettere le immagini per mostrare come stiamo con i nostri figli, farle vedere sui social ai nostri parenti, amici, ma ecco che già qui può cominciare una forma di rispetto. Ogni volta che anche noi dobbiamo condividere delle immagini in cui sono presenti i nostri figli, chiedere a loro: sei d'accordo, ti va bene, guarda che vorrei, no? Quindi sia come mostriamo la nostra immagine, sia come mostriamo la loro, diventa un primo punto di esempio. E poi chiarire molto bene: le immagini degli altri, le informazioni personali vanno assolutamente trattate con rispetto, esattamente come ognuno di noi pretende che lo facciano gli altri. Noi abbiamo un diritto alla privacy che dobbiamo conoscere e rispettare anche negli altri. L'altro reato più diffuso, questo è il più diffuso in assoluto, è quello della diffamazione online. Qui c'è molta confusione tra i ragazzi, perché non è chiaro quello che si può fare in rete e cosa no. La diffamazione, qui vi sintetizzo la definizione, è attribuire fatti falsi o offendere una persona in sua assenza. Questo è molto importante, no? È meno grave, per quanto possa essere negativo, mettere queste cose quando uno è presente, lo sa subito e può in qualche modo anche difendersi. E attenzione, l'altro aspetto è che almeno altre 2 persone. Cosa vuol dire questo? Che se in un gruppo di WhatsApp anche di 3-4 persone io mi diverto a insultare e umiliare un mio compagno, ma vale anche per un insegnante, questa è diffamazione a tutti gli effetti. Ma anche tra genitori purtroppo ne abbiamo avuto casi di diffamazioni nei gruppi genitori verso altri genitori o verso insegnanti. Ecco, sapere cos'è il reato di diffamazione, quanto può danneggiare la reputazione e il benessere delle persone, è una cosa in cui noi per primi dobbiamo dare un importante esempio e aiutare i ragazzi a capire questa cosa, che leggerla è facile. Quando poi noi facciamo i test per vedere nelle situazioni reali, molto spesso per loro non è chiaro, proprio perché WhatsApp sembra un posto a parte, no? Un luogo privato. Non è vero, è diffamazione. Telegram, i meme, Instagram, no? Ecco, questo è un tema che fa parte di quello che noi dobbiamo aiutare a loro a comprendere. Ecco, detto questo, vado un po' veloce. Con queste basi capiamo quanto sia facile, soprattutto in questo periodo della preadolescenza, commettere questi reati senza rendersene conto. Ed è questo uno dei motivi per cui i limiti di età che hanno le applicazioni che usano i ragazzi hanno senso, non sono delle cose fatte così senza significato, servono proprio per la loro privacy e per tutelare il grosso rischio che hanno di far soffrire gli altri, i loro coetanei, anche senza rendersene conto. Ricordiamoci che quindi prima dei 13 anni usare WhatsApp in autonomia non sarebbe legale da parte dei ragazzi, può esserlo solo se sotto la nostra sotto stretto nostro monitoraggio, quindi come se fossimo noi di fatto che lo usiamo assieme a loro. Instagram allo stesso limite, TikTok, no? Poi uno dice: beh, ma TikTok io lo uso solo per fare video per me, lo tengo solo per me. Però poi si scopre che comunque segue le altre persone online, che può messaggiare con altre persone online e quindi può anche ricevere messaggi. Magari, ecco, non è così facile gestire, quando si ha un social network, gestire bene tutti gli aspetti di privacy, ed è molto facile che da un giorno all'altro i nostri figli cambiano un'impostazione, i video possano essere pubblici oppure possono ricevere messaggi da sconosciuti. Snapchat la stessa cosa, cito solo alcune delle cose, avvisatemi voi se volete poi approfondimenti. Io prima
ho citato WhatsApp, però attenzione, c'è anche Telegram che comincia a essere più diffuso. Telegram che ha tutta una serie di aspetti positivi, ma è ancora più pericoloso, perché ci si può contattare molto più facilmente, e addirittura se qualcuno si trova geograficamente vicino a un altro utente può contattarlo direttamente, anche se non c'è stato nessuno permesso nel farlo. Quindi stiamo molto attenti a Telegram. E arriviamo poi anche ai videogame. Ecco, essere adulti responsabili vuol dire anche sapere che gli stessi videogame hanno dei contenuti o delle tipologie di gioco non adatte a tutte le età. Fortnite, che è stato l'ossessione di questo periodo, è assolutamente sconsigliato sotto i 12 anni, per il tipo di gioco e per il fatto di poter contattare anche sconosciuti online. Io vi accenno solo che attualmente ci sono molte famiglie in Friuli Venezia Giulia che si sono dovute rivolgere a specialisti per problemi di dipendenza dei figli da Fortnite, dei figli da videogame, e la maggior parte è legato al videogame Fortnite, che soprattutto sui ragazzini, non su tutti, perché sappiamo che i nostri figli hanno caratteri diversi, ma su alcuni ha un effetto incredibile di dipendenza, perché è talmente alto l'adrenalina, il coinvolgimento costruito ad arte da chi ha progettato il gioco, che è difficilissimo riuscire ad autocontrollarsi. E quindi abbiamo, forse saprete che siamo usciti anche con un articolo recentemente sui giornali. Qui in Friuli Venezia Giulia, prima della quarantena, ci sono stati anche diversi casi di famiglie in quest'anno scolastico che hanno dovuto chiamare il 118 per situazioni in cui i ragazzini hanno perso completamente il controllo a causa di una partita persa o del fatto di avergli spento il computer mentre giocavano. Qui apro una piccola parentesi: il tema della dipendenza dal videogioco non va assolutamente valutato. Di certo quello che dicono gli esperti è che se c'è un comportamento anomalo dei propri figli, la cosa da evitare è staccargli il gioco nel momento più concitato di gioco, perché lì a livello proprio di emozioni, di gestione di come il cervello gestisce questi stimoli, stiamo proprio rischiando di farli esplodere nel momento peggiore. Molto meglio lasciarli e una volta tranquilli il giorno dopo fare una bella riflessione, magari capire che se si è andato oltre a un uso sano del gioco, c'è bisogno magari di uno stacco, anche di giorni o anche di mesi, in alcuni casi può essere molto utile, però ecco, va fatto in un momento tranquillo, ecco, non interromperli durante la fase più concitata, perché abbiamo avuto casi proprio come quelli che vi citavo, attacchi di panico, aggressioni anche da ragazzi di 10-11 anni. Non sono loro impazziti, sono loro che stanno utilizzando uno strumento che è stato costruito ad arte per creare delle dinamiche compulsive, per fargli perdere il controllo. Ecco, tanto che ti ringrazio per aver citato in questo videogioco che è insomma molto attuale, e soprattutto in questo periodo di coronavirus, in cui i ragazzi hanno avuto più tempo del solito per dedicarsi ai videogames. Ci sarebbe una domanda, se vuoi te la faccio subito, Giacomo, dalla chat. Allora chiede il signor Michele Ferrazzutti, volevo chiedere se nel caso di una foto messa online pixelando il viso o comunque con qualche filtro per modificare il viso può essere sufficiente a tutelare la privacy. Questa è la domanda, se vuoi anche riaccendere la videocamera perché vediamo solo il tuo loghetto. Eccolo qua. Ecco, quindi se ho capito bene, se per tutelare la privacy dei minori di un figlio può essere una buona idea pixelare, cioè nascondere la parte del viso. Sì, non so se si riferisse a un minore, era generale la domanda. Sì, diciamo che in generale questo può essere un'ottima strategia, può valere sì in effetti in generale, anche per un'attività che vogliamo condividere per nostri motivi, un'attività di un'associazione, un'attività di famiglia che desideriamo condividere con amici o con altri adulti, ci sono in mezzo dei ragazzini e mettiamo dei pixel. Ecco, naturalmente non è necessario sempre, ci sono contesti, soprattutto quando i ragazzi cominciano a crescere, in cui possiamo anche decidere di condividerla, magari anche proprio come dicevo, che parlandone coi figli, pixelare sicuramente può essere una buona soluzione e anche un segnale di rispetto, quindi anche un messaggio che diamo, quindi molto bene, sicuramente come possibilità. Poi se invece la domanda è se è il caso di mandare proprie foto nudi mettendo semplicemente dei pixel, ecco, in questo caso lo sconsigliamo, anche se io ci scherzo un attimo su, ma c'è anche chi
consiglia ai ragazzi, se dovete farlo, almeno non fate vedere il vostro viso, no? Quindi, no, tutto è possibile, a volte i ragazzi, quando cresceranno, si può anche fare discorsi molto franchi con loro, questo è un consiglio possibile. Ricordiamoci che però poi anche immagini pixelate a volte sono state condivise con il nome, no? E quindi anche quello che poi non si vede, a dire che siano contenuti espliciti, può essere oggetto di presa in giro nel caso che comunque sia possibile una qualche riconoscibilità. Comunque a me sembra che, se ho inteso bene la domanda, ecco, precisava adesso nei minori, comunque credo che il tuo discorso vada bene per tutti. Sì, esatto, anch'io poi mi sono riferito a quello. Bene. Ecco, allora vado avanti con la presentazione. Solo un secondo, eccoci qua. Allora, eccola. Bene, adesso vado un pochino a chiudere in modo che ci sia un po' di tempo anche per altri vostri interventi. Quindi abbiamo parlato di Battle Royale, un altro gioco GTA, adesso comunque comincia ad avere qualche anno, ma adesso arriverà anche una nuova versione, se non è già uscita. Un altro esempio di un gioco che per il tipo di contenuto assolutamente è sconsigliabile a ragazzi almeno fino ai 14 anni, anche se poi è sconsigliato anche sotto ai 18. Il sistema PEGI è quel sistema che ci permette di capire quali sono i consigli e l'età giusto. I giochi sono veramente tanti. Quando vi viene chiesto un gioco è facile andare su PEGI o su internet, che digitare età consigliata e vedere cosa consiglia il PEGI. Non è un sistema perfetto, ci sono a volte anche cose a cui fare un po' attenzione, perché non considera per esempio le possibilità spesso di connessione online, quindi ci sono giochi come Clash Royale per esempio o Brawl Stars che vengono dati anche per bambini piuttosto giovani, per ragazzi giovani, perché si concentra più sul tipo di immagini e non sulla possibilità di contattare sconosciuti. Comunque è sicuramente un buon riferimento per magari dire no, questo non ci sembra al momento giusto, ci sono tanti altri giochi, vediamo insieme quali altri giochi si potrebbero scegliere. Ecco, sul tema della privacy, adesso torno solo un attimo su questo, perché qui entriamo a questo punto proprio sulle regole, no? Nel momento in cui invece decidiamo di dare uno smartphone, molti genitori si pongono il problema, ma io voglio dare fiducia ai miei ragazzi. Ecco, io qui non mi soffermo molto perché noi siamo molto chiari su questo. La privacy non esiste su internet fino ai 14 anni. La privacy è un concetto utile che è giusto spiegare ai ragazzi, possono avere un loro diario privato, non gli mettiamo microspie, possono parlare in privato con i loro amici, ma in rete la privacy non può esserci perché di fatto non c'è. Non c'è per loro verso il resto del mondo, ci mancherebbe che ci sia verso noi genitori. La rete è un luogo potenzialmente a rischio. Quello che viene scritto in rete o mandato in rete deve essere considerato come qualcosa che può in qualsiasi momento diventare pubblico per una disattenzione di un amico, per un dispetto, e quindi è necessario sapere che noi genitori, come garanti della privacy dei nostri figli al 100% fino a 14 anni, dobbiamo, quando lo desideriamo, poter vedere cosa succede in rete. Quando questo viene chiarito subito, nel momento di dare il cellulare, la cosa è molto facile da gestire. Tornare indietro dopo non è facile, ma per la loro tutela, anche pensando ai casi di cronaca di cui vi ho parlato, è veramente una nostra responsabilità ogni tanto andare a controllare con loro e anche senza di loro cosa sta succedendo in rete. Ecco, arrivo al terzo punto, il terzo principio. Quindi arrivare una volta, no, dopo essersi informati, sapendo un po' quali sono i reati, i rischi, definire delle regole. Allora, noi adesso molto velocemente condivido con voi un esempio di regole che riguardano lo smartphone. Queste regole le abbiamo costruite assieme a un gruppo di famiglie di Gemona del Friuli, ne avrete sentito parlare. Qui la cosa interessante, oltre alle regole in sé, che potrebbero essere anche poi modificate, è il fatto di aver costruito delle regole insieme a un gruppo di genitori, con l'idea che diventino delle regole condivise nella comunità.
noi sappiamo benissimo che il problema è che anche quando noi definiamo regole chiare, c'è il rischio che poi, quando escono di casa i nostri figli, si trovano con altre famiglie con regole completamente diverse, quindi purtroppo la nostra tutela finisce quando loro escono di casa. Esempio tipico, il ragazzino che non ha lo smartphone fino a 14 anni, arriva a scuola e l'amico solidale giustamente usa il mio. Creati l'account Instagram col mio cellulare, e casi anche gravi di cyberbullismo sono stati anche fatti da ragazzini che non avevano il cellulare, proprio perché fuori da casa trovano chi poi gli permette di fare quello che a casa magari è vietato. In questo caso quindi le regole erano condivise, ve le descrivo a titolo di esempio in maniera veloce. La prima regola riguarda quando, no? Questa è una domanda importante, qual è allora il momento giusto? Molti dei vostri figli già ce l'hanno il cellulare, però è importante per me condividere il fatto che in questo caso noi abbiamo definito la seconda media come un'età minima a cui avere il cellulare. Non sempre è possibile, ma in seconda media è un'età in cui è già avvenuto quel delicatissimo passaggio che è quello dalla quinta elementare alla prima media. Quindi andiamo a dare il cellulare quando le relazioni già dal vivo si sono create, si sono stabilizzate. Certo che questo è un minimo, perché noi potremmo, se è possibile, un genitore può benissimo decidere di aspettare fino alla prima superiore. Dal punto di vista scientifico sarebbe l'ideale, come impatto sulla sua concentrazione, come riduzione dei rischi di cui ho parlato prima. Quello che può diventare difficile è il fatto della socialità, perché se nella mia classe tutti hanno cellulare, essere senza cellulare per tutte le medie ha un impatto non da poco. Non dobbiamo farci condizionare del tutto, ma neanche sottovalutarlo. In questo senso è importante sapere che ci sono tanti compromessi possibili. Per esempio, se il tuo obiettivo è quello di hai bisogno di usare WhatsApp per stare in contatto con la classe, pensiamo per esempio a questo periodo, quanto era importante, bene, lo possiamo fare con il nostro cellulare dei genitori, con un tablet, con un cellulare di famiglia che è trasparente, che è gestito in certi orari. Ci sono molti compromessi e ci sono ragazzi a cui è stato dato, per esigenze per esempio di movimento, che magari si ripresenteranno da settembre, come tutti speriamo, o durante quest'estate, un cellulare di quelli tradizionali, senza internet. Ce ne sono ancora, no? Costano pochissimo, si trovano i vecchi Nokia, hanno anche bei colori, se quello è l'obiettivo di tenersi in contatto, come a volte è necessario. Per internet invece si usa solo uno strumento condiviso con la famiglia, che si guarda insieme, che si guarda solo in certi contesti. Seconda regola, qui entriamo invece nelle regole che valgono per tutti. Fino ai 14 anni deve essere trasparente ai genitori. E qui ho già spiegato perché. Potrei aggiungere anche fino ai 16 anni volendo, e nella fase di 14, 15, 16 anni gradualmente ridurre o quasi annullare poi le occasioni di controllo, cercando di dar fiducia, ma sapendo che se ce n'è bisogno, anche banalmente per un pericolo, per un qualsiasi motivo anche di tutela, il genitore la password ce l'ha, almeno fino ai 16 anni, se non anche ai 18. Non in camera la notte, ecco, è importantissimo avere dei luoghi, degli orari in cui lo smartphone non c'è. La camera è il primo, questo vale anche per noi adulti, che sarebbe un bellissimo esempio che possiamo dare a loro, ma magari anche i pasti, non sempre si può, ma se si può sarebbe l'ideale. E anche certi momenti di condivisione in cui si sta insieme, in cui si dimostra che lo smartphone può proprio stare in un altro posto e essere anche spento. Applicazioni e social in regola con l'età. E infine firma del contratto. Questo poi vi manderò attraverso, alcuni di voi già lo conoscono, è un documento in cui addirittura le regole di base le si concordano e le si sottoscrive. Questo è un messaggio molto positivo a nostro avviso, perché fa capire che avere uno smartphone richiede una grandissima fiducia e responsabilità, e quindi non è qualcosa che viene dato per scontato. Magari ti è stato regalato dai genitori, ecco, allora diventa un diritto acquisito. No, avere una cosa così importante come uno smartphone deve essere frutto di un accordo, che può essere addirittura messo nero su bianco, e nel momento in cui alcune regole sono trasgredite, la possibilità di usarlo viene a cadere per un breve periodo, per alcuni giorni o anche di più a seconda della gravità.
Quando noi parliamo di contratto non intendiamo una cosa rigida, no? Fatta calata dall'alto, qualcosa su cui alcune delle regole sono inevitabilmente rigide, altre diventano delle occasioni di riflessione, anche di confronto, di negoziato per rendere i ragazzi anche più partecipi e quindi responsabili anche alle regole che vengono definite insieme. Ecco, io tenevo ad accennare a questo perché quando noi riusciamo a dare delle regole, ma anche riuscire a mantenere un dialogo, anche ascoltare quali sono le difficoltà, le esigenze dei ragazzi e su certe cose negoziare un po', anche trovare dei compromessi, questo aiuta proprio a creare responsabilità, cioè accompagnamento. Chiaro che poi quando poi la regola è definita assieme, poi va rispettata naturalmente, questo è poi quello che crea la responsabilità. In questo contesto l'uso di parental control può essere uno degli strumenti. Se la riflessione è più proprio educativa, di discussione di regole, ecco che poi per mantenerle a volte degli strumenti che controllano i tempi, quanto si sta in rete, la possibilità di scaricare o meno delle applicazioni, limitare i siti web disponibili, ecco queste potrebbero tornare utili come strumenti. Qui sono citati solo due, ma ce ne sono molti di più. Family Link è gratuito, è il parental control di Google, ha delle funzioni di base abbastanza comode, e Custodio è a pagamento, un po' più complesso, ma banalmente anche i cellulari che avete hanno già alcune funzioni di parental control. La prima di tutto da usare è quella che nell'App Store o nel Google Play impedisce ai ragazzi in autonomia di scaricarsi le app. Vado nelle impostazioni e definisco che deve essere usata una password per scaricarsela, che poi ha solo il genitore. Questa è una delle cose che è già disponibili in ogni cellulare, che è già una forma di controllo parentale. Aggiungo solo su questo che per controllo parentale noi non intendiamo spiare i ragazzi, secondo noi non è corretto, non crea responsabilità spiarli di nascosto. Invece crea responsabilità farlo apertamente, cioè dire guardate che per questo e questo motivo ogni tanto, magari la sera quando tu non lo usi, io potrò entrare nel tuo cellulare. È una questione di trasparenza e di far capire il significato. E di fronte a una cosa simile, ecco che anche il ragazzo si renderà conto che deve fare un'attenzione maggiore. Bene, io vado un attimo veloce, quindi questa fase conclusiva. Il quarto principio è quello che riguarda la disconnessione alternative. Ecco, qui ne parlavo un attimo prima. Non va sottovalutato l'impatto di questi schermi sul benessere dei ragazzi. Giacomo, se vuoi posso farti adesso una domanda, perché secondo me calza abbastanza bene, perché una mamma chiedeva cosa fare nel caso in cui un bambino o una bambina dimostra dipendenza da gioco, e in questo caso parlava in realtà di chattare con bambini sconosciuti, perché sappiamo che i giochi consentono anche questo, e quindi non so se vuoi approfittare anche se ti ho spezzato un po' il decalogo, però mi sembrava, è già da un po' che c'è questa domanda, al momento forse è giusto. Perfetto, benissimo. Ecco, sicuramente la prima cosa da fare è chiedersi se questa attività ha un impatto sul benessere dei nostri ragazzi. Cioè, come capire se è una cosa seria, se stiamo parlando di qualcosa su cui intervenire o meno. Innanzitutto capire se sta cambiando il benessere dei ragazzi, e i segnali ci sono spesso, diventano più irritabili, più a volte apatici, al contrario, diventano molto nervosi e addirittura possono esplodere nel momento in cui gli chiediamo di interrompere. Ci sono dei segnali che ci fanno notare delle differenze. Poi la preadolescenza spesso, no? Comunque è l'età, no? Dei cambi di umore e di carattere, però molto spesso le famiglie con cui ho parlato, e anche assieme ai miei colleghi, hanno raccontato dei cambi abbastanza netti nei comportamenti, che coincidevano poi con l'utilizzo di questi mezzi. Se notiamo dei cambiamenti, ecco che la prima cosa da fare è proporre, come dicevo prima, non durante il gioco, ma magari il giorno dopo, in un momento di tranquillità, proporre una sosta, una pausa.
già lì vedere che reazione c'è di fronte alla pausa ci fa capire se il ragazzino, sì, non c'è problema, tanto io vado fuori a giocare, se il ragazzo sta bene, la ragazza stanno bene, oppure se vanno in crisi. Come? Ma se poi non parlo con loro, se non vedo quella cosa, domani non mi parlano, cioè già capisco, chiedendo un'interruzione, se quanto, tra virgolette, dipendono nel loro benessere da quello strumento. Se vedo che c'è una loro difficoltà a gestire le interruzioni, ecco lì la cosa migliore è fare un'interruzione netta, alcuni giorni, a volte anche un mese o più, per magari staccarsi da un'ossessione, perché a volte è una ossessione monotematica, è proprio quel gioco, quello youtuber, a volte proprio c'è bisogno di staccare all'inizio da tutto, da YouTube o dal videogame, e poi magari proporre delle alternative, proprio per evitare che entrino in gioco queste ossessioni che sono costruite ad arte a livello di marketing, dal modo in cui impostano i contenuti, dalle riviste, non entro nei dettagli, ma c'è proprio bisogno a volte di interrompere queste ossessioni. Allo stesso tempo, quello che noi consigliamo è proporre come occasione di dialogo, cioè non pensare sì che dietro non c'è niente, di solito ci sono anche delle esigenze. Perché hai bisogno di questa cosa? È perché stai lontano dai tuoi amici, perché non ti senti accettato, cioè dobbiamo ascoltare naturalmente loro cosa ci dicono, perché in base anche, se riusciamo a parlarne con loro in maniera aperta, senza giudizio, scopriamo che cos'è che era così importante in quell'applicazione e magari troviamo delle soluzioni. Beh, ma se è per stare con amici, bene, aspetta, parlo con gli altri genitori, troviamo una soluzione diversa, ci mettiamo d'accordo tutti per cambiare gioco. Ecco, non vanno sottovalutate, perché sotto ci sono sempre delle esigenze più profonde. Sicuramente comunque gli specialisti dicono che su certi giochi si creano dei meccanismi proprio ricorsivi, in cui non è sufficiente ridurre il tempo al giorno. Alcuni dicono, beh, facciamo solo mezz'ora, no, risolviamo il problema. Invece no, perché è il rito quotidiano che crea l'ossessione. Abbiamo ragazzini e ragazzine che passano la giornata in attesa di quella mezz'ora. In mezz'ora si attivano in maniera incredibile, poi tutte, no, il piacere legato a quella cosa, dopo mezz'ora staccano e perdono il controllo, oppure cadono in apatia. Ecco, quindi c'è questa cosa importante da considerare, che per uscire poi da un'ossessione digitale bisogna proprio interrompere per un certo periodo. Abbiamo molte famiglie che ci hanno raccontato di come in una settimana è cambiato il carattere, è tornato come prima. Questa è stata la frase che più mi ha colpito, sentita più volte. Dopo pochi giorni era già tornato come prima, più di buon umore, meno teso, no? Perché va veramente, è incredibile, ma quanto può influire proprio sul carattere, sull'umore dei ragazzi. E questo tanto più in questo periodo che queste tecnologie sono state così presenti, ma per fortuna adesso possono uscire di più, lo sport, l'attività fisica, sono tutte cose importanti. Per concludere, alcuni indicatori sono naturalmente le loro reazioni, il loro stato di benessere, ma anche il tempo che dedicano ai loro interessi. Escono meno volentieri, comunicano meno volentieri con i loro amici, no? Cominciano a trascurare la scuola, le amicizie, sono tutti indicatori che sono entrati un po' in un circolo vizioso rispetto a quel tipo di applicazione. E può succedere a qualsiasi ragazzo e ragazza, non è, perché è un periodo delicato questo, in cui possono esserci piccole fragilità su cui questi strumenti che vanno a toccare corde profonde, perché sono costruiti apposta per toccare la pancia dei ragazzi, le emozioni, ecco che innescano meccanismi a cui i ragazzi non possono spesso uscire da soli in quest'età. Ti ringrazio la signora per la chiarissima spiegazione. Ecco, bene, quindi cogliendo questa opportunità, questa domanda, è proprio toccato l'ultimo punto che volevo trattare, e quindi andrei verso la conclusione. Vi mostro le indagini, le slide, perché poi avrete anche la possibilità io le metterò a disposizione. Vediamo un attimo se riesco a mostrarvi in grande l'immagine. Eccola qua. Su questo tema è quindi l'importanza di avere dei momenti in cui staccano proprio, in cui il cervello disattiva questi circoli viziosi che si creano legati all'uso degli schermi, avere dei momenti di pausa e naturalmente promuovere poi alternative positive, come già anche sul territorio poi fatte in maniera molto interessante. Ecco, qui, ecco, tra gli effetti, noi abbiamo effetti sia fisici,
legati alla sedentarietà, ma anche la schiena, la postura, la vista, che può essere molto danneggiata dall'uso eccessivo, effetti cognitivi sulla concentrazione, c'è un effetto molto forte di questi dispositivi, ma anche affettivo-relazionale, cioè il rischio proprio di far diventare questi schermi una piccola droga intesa come qualcosa che ci permette di dimenticare e non pensare ai momenti anche di difficoltà o alle difficoltà magari nelle relazioni con gli altri. È una scorciatoia, ma in realtà i ragazzi in questo periodo hanno bisogno anche di affrontare le emozioni negative. Non possono abituarsi che in qualsiasi momento negativo, dalla più banale noia a invece una difficoltà di relazione con gli amici, con il proprio miglior amico, amica, con il fidanzato, io mi rifugio in questi dispositivi che riescono veramente a estraniarmi proprio per la varietà di contenuti che hanno. Loro hanno bisogno anche di momenti vuoti, i momenti di noia e momenti anche di frustrazione a volte, perché devono imparare a gestirli, anche in alcuni momenti senza subito qualcosa che li distrae. Il dottor Tonioni, che è uno dei massimi esperti nazionali sulle dipendenze da internet, parlando degli schermi in generale, ha questa frase, lui dice: stanno perdendo i ragazzi due competenze fondamentali, la capacità di stare da soli e la capacità di attendere. Ecco, queste due capacità sono fondamentali per il benessere. Adesso non entro ora nel dettaglio, per noi erano inevitabili, no? Non è che siano piacevoli stare da soli o dover aspettare a annoiarsi, ma sono i momenti in cui si costruiscono le competenze di creatività, di gestione delle frustrazioni, in cui anche si rielaborano le emozioni, il vissuto, per scegliere in quale direzione andare. Quindi sono momenti importantissimi che le tecnologie rischiano di rubarci, a noi adulti e tanto più ai ragazzi che nella loro fase di crescita hanno assolutamente bisogno di affrontare le relazioni dal vero, la noia, le frustrazioni. Vado un po' veloce, naturalmente poi ci possono essere degli approfondimenti su come poi questi strumenti siano costruiti per toccare, come dicevo prima, delle corde profonde, ma anche a livello scientifico. Il sistema dopaminergico è il sistema della dopamina, il sistema di ricompensa fisiologico che ha il nostro corpo e il nostro cervello. Ecco, ricordiamoci che chi progetta queste applicazioni purtroppo usa anche queste conoscenze scientifiche per costruire dei meccanismi compulsivi e di dipendenza negli utenti, e questo è stato denunciato. Adesso io vado un po' veloce, qui ci sono tutte le anche dei tipi di dipendenza, ma il brain hacking, che vuol dire hackerare il cervello, è la descrizione di tutte quelle modalità di progettazione delle applicazioni che usano conoscenze scientifiche per condizionare il comportamento dei ragazzi. Fortnite ha usato in maniera estensiva questo tipo di tecniche. Ecco che non è un caso che crei queste cose, e che sono tecniche che sono state poi denunciate, spesso anche da persone interne alle aziende, come Google, come una delle psicologhe di Fortnite, come delle persone dei manager di Facebook, che hanno denunciato il fatto di utilizzare queste tecniche pur sapendo i danni che creava nel benessere e anche in un aumento di casi di depressione, di ansia tra i minori. Ecco, con questo concludo la parte sulle dipendenze e sul benessere, e tocco l'ultimo punto con cui concludo, che è l'importanza delle alleanze. Ecco, il territorio di Fagagna ha una rete sociale forte, complessa, ed è evidente quanto allearsi in un obiettivo comune è fondamentale in generale, e lo è anche in un tema come quello del digitale. È bastato insomma condividere stasera un po' di cose per capire quanto una singola famiglia quante cose dovrebbe tenere d'occhio per permettere ai ragazzi di avvicinarsi in maniera sicura al digitale. Ecco, per una singola famiglia l'impresa non si può riuscire a seguire tutto, invece diventa molto, eccoci qua, adesso riattivo anche la videocamera, diventa invece realistica se siamo una rete di famiglie, se siamo una comunità. Ecco che allora c'è chi si interesserà del videogame, chi si guarda i film, chi sa usare meglio Telegram. Ecco che come rete possiamo aiutarci tra genitori, come comunità, possiamo definire delle regole comuni. Allora ecco che la sfida di
accompagnare i ragazzi verso la parte più positiva della rete diventa una sfida possibile, una sfida interessante, che diventa magari una occasione in più per rinforzare queste dinamiche di comunità, queste reti che sono importantissime per la tutela dei ragazzi, ma anche come esempio, mostrare ai ragazzi come i genitori, gli adulti riescono a dialogare tra loro, per quanto sappiamo tutti che non è facile, per un obiettivo comune. È uno dei migliori esempi verso la cittadinanza, verso l'essere attivi, protagonisti del proprio territorio, avere cura delle persone e di chi fa parte della propria comunità. Beh, senz'altro l'approccio dell'associazione MEC, che io conosco da molti anni, è vincente, perché va a colpire un po' tutti i settori della comunità, e ultimamente anche con queste proposte, progetti che vanno a interessare tutti gli attori del territorio. Sicuramente la soluzione definitiva, che poi va adattata ovviamente a ciascun contesto e alle possibilità che ha ciascun contesto. Allora, dalla chat non ci sono altre domande, però volevo darti una sollecitazione io, perché a un certo punto hai parlato di cellulare di famiglia o di tablet di famiglia per utilizzare positivamente internet. A me è venuta in mente una storia che mi è stata raccontata, in cui c'erano dei genitori che non volevano dare il cellulare ai figli e facevano usare molto il proprio cellulare ai figli per compensare. Questo però alla fine è stato un piccolo boomerang, perché i figli hanno letto tutte le conversazioni private dei genitori, hanno utilizzato gli account social dei genitori, e quindi si è creato questo problema. Adesso non so se tu vuoi fare un commento. A me questa soluzione del ulteriore, magari quello più vecchio, cellulare di famiglia per tutti e per le cose anche dei ragazzi, potrebbe essere un bel sistema, ecco. Sì, questo è sicuramente un bello stimolo che hai ripreso, perché giustamente molti genitori tendono a dare i cellulari ai ragazzi, a volte anche solo per sfinimento, perché i ragazzi sanno che lì c'è la rete, e quindi ogni occasione è buona per prendere il cellulare dei genitori. Fin dai primi anni, perché se si comincia a cedere, a mostrare che questo è possibile fin dai primi mesi, noi abbiamo, sapete benissimo, ognuno di voi conoscerà qualche parente o avrà dei bambini anche di 6-7 mesi che hanno preso l'abitudine di, appena il genitore si distrae, prendono quel cellulare, perché per loro naturalmente già da subito vedono, no, come... Ecco, questo in realtà anche gli esperti concordano nel fatto che è assolutamente una cosa da evitare. Questo serve sia per tutelare i bambini, che naturalmente diventa poi anche quella un po' una dipendenza, soprattutto se sono piccoli, ma man mano che crescono diventano è molto importante dividere in maniera molto chiara ciò che è dei genitori e ciò che è dei ragazzi. Mentre un genitore ha un dovere di vigilanza e quindi sapere cosa fanno i ragazzi, cominciando a dare naturalmente crescenti momenti di autonomia, di privacy rispetto all'età, però sulla rete deve sapere cosa fanno i ragazzi, deve avere l'accesso trasparente. La cosa non è reciproca. Il ragazzo non deve sapere cosa fa in rete il genitore ha diritto di parlare con i suoi amici, di guardare contenuti video, film che naturalmente riguardano il mondo degli adulti e che il ragazzo a cui devono accedere al momento giusto. Tenere con molta chiarezza questa distinzione è importante. Nel momento in cui si dà invece il proprio cellulare, ecco che lì in un attimo, più sono svegli, più sono grandi, vanno a vedere le nostre chat. Anche noi abbiamo avuto segnalazioni di ragazzi che hanno guardato la chat di gruppo del gruppo genitori, hanno visto anche conversazioni spiacevoli sui compagni, eccetera, hanno visto contenuti magari che non erano adatti a loro. Ecco, quindi questo assolutamente, sia perché poi i nostri cellulari di adulti giustamente non hanno i parental control, sia per l'accesso a contenuti non adatti, sia poi anche proprio per mandare questo messaggio. Il mondo degli adulti è un mondo in cui voi non dovete accedere, no? Noi possiamo avere delle comunicazioni tra adulti e i ragazzi devono rispettare il fatto che quella cosa è degli adulti. Io aggiungo anche un altro aneddoto abbastanza recente. Abbiamo scoperto
e ormai sono tante le segnalazioni di ragazzini che usano i cellulari dei genitori per andare proprio apposta a vedere contenuti non adatti, perché magari non hanno il cellulare o il proprio cellulare controllato. Ecco che appena si accorgono che il genitore o il nonno, la nonna, che magari ancora sono meno attenti, si distraggono un attimo, vanno lì, a volte stimolati dai compagni. Guardate, andate a vedere quel sito lì, quella piattaforma lì vedrete che vi divertirete. Ma come facciamo? Cosa fate? Andate, i vostri genitori si distraggono o no? Appena andate lì, e in una classe proprio immersa a questa cosa qui, che un ragazzino ha diffuso questo gioco, questa piccola sfida tra i loro compagni, di andare a prendere i cellulari dei genitori. Ecco, quindi sono solo piccoli esempi per capire quanto, se vogliamo educarli all'autonomia, dobbiamo dargli degli strumenti apposta per loro, che sanno in cui loro possono entrare, e tenere distinto quello che invece è lo spazio dei genitori. Ovviamente questo non riguarda il fatto di guardiamo un attimo assieme WhatsApp, mandiamo assieme un messaggio alla nonna, o tieni un attimo il cellulare, mandagli tu il messaggio per 1 minuto o 2, no? Cioè, non si deve essere naturalmente talebani, però questo che tu accenni, Lorenzo, secondo me è un tema molto importante, sia per la tutela sia per l'esempio, no? Far capire che noi siamo comunque gli adulti, no? Perché sennò alcuni ragazzini subito, ma come, tu non vuoi guardare il mio, io guardo il tuo, no? Quello è, loro giustamente ci sfidano su questo, e noi giustamente dobbiamo ricordare che noi abbiamo, no, dei doveri, dei diritti nei loro confronti, e che siamo degli adulti, no? Che abbiamo un mondo in cui loro accederanno quando sarà il momento giusto. La signora Consuelo ci dice che una delle difficoltà è che spesso i ragazzi sanno utilizzare la tecnologia meglio dei genitori. Quindi oggi sicuramente è un piccolo passo dal punto di vista della consapevolezza di noi adulti su magari le tematiche più proprio concettuali, diciamo, di come approcciarci al problema, però esiste anche un problema, chiamiamolo, di alfabetizzazione che abbiamo, perché tutti abbiamo imparato a usare WhatsApp, però di tutte quelle funzioni che ci sono nel cellulare ne conosciamo solo alcune, e non ne conosciamo né i pericoli né le cose buone che ci sono dietro tante volte, per cui anche questo è un altro punto, no, Giacomo, la cittadinanza digitale, la competenza digitale dei cittadini proprio. Sì. Ecco, questo sì, assolutamente, ringrazio per questa annotazione. Noi dobbiamo partire da questo presupposto, che noi saremo sempre un passo indietro, ma noi, parlo anche di chi lo fa per lavoro, noi stessi, per farvi capire, noi che lavoriamo in questo campo, la maggior parte delle informazioni più recenti su quello che fanno adesso i ragazzi non lo scopriamo studiando, lo scopriamo da loro. Allora, il dialogo con i ragazzi è quello che ci permette di stare non al loro livello, ma un passo vicino. No, perché nell'utilizzo comunque loro hanno più tempo, hanno il cervello più veloce del nostro, hanno sempre un passo avanti. Quello in cui invece siamo noi ancora più avanti, ancora per parecchi anni, è riconoscere le situazioni di rischio. Ecco che se riusciamo non a pretendere di essere più esperti di loro, ma far capire che loro sono più veloci, ne sanno più cose in quantità perché sono più aggiornati, ma che noi riusciamo a riconoscere delle situazioni di rischio, ecco che lì può crearsi una specie di alleanza in cui facciamo capire che noi abbiamo delle richieste verso loro che non sono negoziabili, ma che allo stesso tempo vogliamo anche imparare da loro. Questo, ecco, può essere uno spunto interessante che riguarda il dialogo. Ecco, se noi cerchiamo di dimostrargli che ne sappiamo di più, abbiamo perso in partenza, anche noi esperti. Se noi facciamo capire che delle regole ci sono e che comunque noi siamo interessati a sapere come vivono loro questa cosa, ecco che si crea uno scambio che può essere molto interessante. Prima iniziamo, naturalmente più è facile, quando arriviamo verso i 14-15 anni, lì comincia in molti casi a non esserci più la disponibilità, comincia a essere il loro mondo. Se partiamo prima, ecco che in prima media o su alcune cose anche prima, riusciamo a stare con loro e loro lì diventano i nostri maestri sulle cose tecniche magari, e noi diventiamo quelli che li aiutano a riconoscere invece le conseguenze sugli altri, le emozioni, le sofferenze, i pericoli. Ecco, qui ci deve essere un po' questa disponibilità anche a mettersi in gioco, a imparare da loro, ma non pensare che allora noi non abbiamo il nostro ruolo di genitori. Il nostro ruolo nel riconoscere i rischi, i pericoli
è fondamentale. Loro non hanno questa esperienza e per loro, la loro età, il loro cervello è fatto proprio per tralasciare quelle informazioni di pericolo. Loro hanno bisogno che noi siamo con noi per riconoscere i contesti. Qui ricordo quello che dicevamo prima, che questo naturalmente, se ci alleiamo tra noi, diventa ancora più facile, perché allora non dobbiamo pretendere noi di dialogare su tutto, ma diventa facile chiamare Lorenzo e dire: Lorenzo, ho scoperto che c'è una nuova applicazione, io non ci capisco niente, o chiamo l'altro genitore, siamo una rete, aiutiamoci tra noi. Io vi cito, per esempio, ogni anno ci sono applicazioni nuove. Quest'anno c'è un'applicazione che si chiama Tell on Him, che vuol dire dillo a lui. È un'applicazione basata sull'anonimato. Ce n'erano altri gli anni scorsi, Ask, eccetera, che potenzialmente è un gioco che può essere anche rischioso per i ragazzi. C'è House Party, che sono delle videoconferenze come quelle nostre, in cui però si può entrare e trovarsi con sconosciuti. Ecco, per capire che ogni mese ci sono delle cose nuove che ogni tanto diventano delle mode tra ragazzini. Ecco che lì, se io ogni tanto vado a controllare, se io parlo con i miei ragazzi, posso acquisire delle informazioni e se c'è una rete mi faccio aiutare, no? Ci alleiamo insieme anche tra genitori, con gli adulti, per cercare di stare un pochino al passo. Allora, c'è ancora una domanda, approfitto di questa interruzione per ricordare che questo intervento di Giacomo Trevisan della sessione Mac rimarrà sul canale YouTube della scuola, per cui se qualcuno magari vuole ritornare tra qualche giorno perché si è perso qualche pezzetto oppure vuole consigliare a qualche genitore che non si è potuto connettere, si potrà anche rivedere. E la domanda invece è: che cosa succede quando si gioca con il cellulare o il computer fino a tardi? Se vuoi tornare su questo problema, insomma, di chi viene preso dal gioco così tanto da rimanere alzato fino a ore incredibili. Sì. Diciamo che quello che è abbastanza condiviso tra gli esperti è che usare gli schermi la sera tardi incide sulla qualità del sonno dei ragazzi in maniera molto impegnativa, non solo perché riduce il sonno, ma perché poi riattiva il cervello e non si dorme bene. Se capita una volta non è un problema, se è sistematico invece l'impatto è molto grosso. Noi abbiamo ragazzi anche alle medie che dormono meno di 6 ore al giorno, nei periodi in cui si fanno prendere dalle serie TV, dai videogame, e magari se hanno il cellulare lo portano in camera sotto le coperte, eccetera. Lì c'è un impatto molto netto sul proprio benessere. Quindi è un discorso di regole, che capiti ogni tanto può succedere, in generale sarebbe assolutamente la sera, e soprattutto quando ci avviciniamo alle 9, alle 10, dovremmo riuscire a educare dall'abitudine di non avere gli schermi con noi. No? Può esserci una serata, può essere il film, però chiaramente poi la sera è ancora minore la possibilità di controllo, perché si innesca il discorso della stanchezza, si riduce l'autocontrollo, diventa ancora più difficile per loro autoregolarsi, e lì veramente il tempo, come sappiamo noi stessi, no? Quando siamo più stanchi è ancora più difficile gestire il tempo. Ecco, io mi ricollego a quello che si diceva prima, perché stavo pensando a un intervento una volta di un genitore che mi diceva: sì, ma io non posso fargli vedere che non so, no? Se no mi prende sotto gamba. Ecco, io invece manderei il messaggio che non dovremmo aver paura di ammettere con i ragazzi che noi siamo ignoranti su alcune cose, e anzi a volte anche far finta più del necessario. Ma io non capisco sta cosa, mi spieghi tu come funziona questo WhatsApp? Mi spieghi come funziona Telegram? Ho sentito parlare da quell'esperto strano lì, Telegram, mi diceva: ne sai qualcosa? Su certe cose noi possiamo benissimo valorizzare, fargli capire che loro hanno queste competenze, le hanno, possiamo chiedergli aiuto, e questo in realtà non è che ci scredita, ma anzi gli aiuta a fargli capire che nessuno sa tutto, e che noi possiamo su certe cose chiedergli un aiuto, perché siamo noi a una certa età meno flessibili di loro su usare Instagram, eccetera. Magari anche aprire TikTok: dai, spiegami TikTok, ne parlano tutti, perché no? Ammettere che non sappiamo delle cose, per poi ribadire però negli altri casi che poi invece su alcune cose noi invece abbiamo dei doveri legali, e quindi
abbiamo anche la capacità di riconoscere dei rischi e di mettere alcune regole. Questo fatto qui di valorizzarle in molte famiglie è diventato non solo un aiuto, perché i ragazzi ci aiutano a volte anche a installare delle cose che per noi sono più faticose, ma è diventato un'occasione di dialogo, in cui ho scoperto quante cose il ragazzo sa, lui ha visto che su queste cose si può anche parlare, e magari è nata, in alcuni casi è proprio nato, ma sai che è successa quella cosa lì al mio amico, eccetera. Diventa una delle occasioni di dialogo, proprio condividere assieme anche dei pezzetti di questo mondo che per loro è veramente importante. Allora, dalla postazione YouTube non arrivano altre domande. Io volevo dire questa cosa che magari poi si ricollegherà con un ipotetico finale, non so a quale finale avevi pensato, che naturalmente questi tipi di interventi tante volte si concentrano sugli aspetti negativi della rete, per forza, perché noi siamo qui per proteggere i ragazzi che sono una parte debole, però ovviamente nessuno sta demonizzando né la tecnologia né la rete, che ci regalano tante possibilità, hanno fatto crescere l'umanità in tante situazioni, non ultima è quella in cui stiamo vivendo, in cui la scuola è stata interrotta e solo grazie alle tecnologie è potuta continuare. Nessuno si augura di ripetere questa esperienza e di dover fare una didattica a distanza. Però rispetto a non fare una didattica, non avere la scuola, non avere un contatto che anche i ragazzi hanno molto richiesto in questo periodo con noi insegnanti o tra di loro, per quel poco che si può fare senza vedersi, ecco, senza la tecnologia, senza internet non avremmo mai potuto fare questo. E la scuola ovviamente è uno dei luoghi in cui il lato positivo dell'uso delle tecnologie nasce. Lo dico anche portando un po' diciamo una delle specialità, tra virgolette, del nostro istituto, che in particolare con l'atelier di robotica e coding, ma con tante altre attività che gli insegnanti fanno comunque, cerca sempre di appunto introdurre la tecnologia a supporto della didattica, ma anche è un modo per guidare i ragazzi nell'uso delle tecnologie, perché scoprendo che questo dispositivo, magari proprio il tablet, che è uno ancora più familiare a loro, non si può usare solo per i giochi o solo per l'interazione in rete, ma anche per fare delle cose utili e interessanti, credo che sia un'altra buona strada, non solo per dire che è positivo, che la tecnologia ha tanti aspetti positivi, sicuramente più di quelli negativi, ma anche per dire che una piccola parte cerchiamo di farla noi, cerchiamo anche di imparare noi, anche con questo supporto che riceviamo dall'associazione MEC, con il finanziamento della Fondazione Friuli, insomma, e cerchiamo di creare una strada, e più possibile magari questa strada diventerà una strada insieme. Già oggi comunque io non ho l'elenco di chi è collegato, ma ho la certezza che ci sono anche alcuni docenti, in particolare la professoressa Foti, che ha anche aiutato a gestire questo progetto, che approfitto per ringraziare. Ecco, già il fatto di essere insieme in un contesto, anche se virtuale purtroppo, a parlare di questo è un passo, no, Giacomo? Mi sembra proprio la chiusura migliore con questo tuo spunto. Noi per scherzare abbiamo uno slogan, ogni tanto usiamo, che diciamo meno Instagram, più coding. Questo per dire che nel nostro messaggio noi consigliamo, soprattutto fino ai 14 anni, di ridurre l'utilizzo delle tecnologie come passatempo, perché i ragazzi devono passare il loro tempo libero, il loro divertimento, le relazioni più possibile dal vivo in questa età. Ma al contrario, invece, quello che dobbiamo rafforzare è l'uso della tecnologia in maniera positiva, per la didattica, per lo studio, per rafforzare le nostre passioni. Ecco che quindi il discorso non è generale, ci sono due modi di utilizzare la tecnologia: uno passivo, cogliendola a moda del momento, facendosi insomma, andando a sostituire spazi come quelli relazionali, che invece devono essere prima costruiti dal vivo per essere poi vissuti bene anche in virtuale. Ma invece quello che manca all'Italia in generale, siamo indietro anche rispetto all'estero, e questo si riflette anche sulle occasioni lavorative, noi siamo indietro sull'uso positivo, sull'uso per il lavoro, sull'uso didattico. Allora lì quello che state facendo voi a scuola, quello che si cerca di promuovere, in realtà è positivissimo. Tutti gli utilizzi della tecnologia che richiedono il ragionamento, la riflessione,
la progettazione, la creatività, quindi anche la costruzione di video, la parte estetica della fotografia. Ecco, tutti questi sono cose che anche noi siamo d'accordissimo, vanno semmai promosse, quindi piuttosto benissimo la didattica a distanza, non come sostitutivo, ma come occasione per gestire anche una situazione estrema come quella che abbiamo vissuto, benissimo la programmazione, la robotica, i laboratori di storytelling, quindi costruire storie con le tecnologie, e piuttosto, ecco, riduciamo invece il divertimento, i videogame, eccetera, perché lì i ragazzi invece hanno bisogno di costruire delle loro competenze, non dipendere da altri strumenti per cose così importanti come la socialità, definire la propria identità, relazionarsi con gli altri. Quindi io penso che potremmo proprio, mi sembra una bella conclusione, concludere così sul positivo. Complimenti a voi per quello che state facendo nella scuola, e queste sono cose veramente che aiuteranno i ragazzi a vedere questi strumenti come devono essere, cioè dei veri e propri strumenti per fare qualcosa. Prima viene le proprie passioni, i propri obiettivi, il percorso scolastico. Quando quello è chiaro, ecco che questi strumenti sono dei validissimi alleati, come abbiamo visto, anche se adesso siamo tutti stanchi degli schermi, ma per fortuna che in questi mesi li abbiamo avuti, queste connessioni, no? E quindi adesso possiamo magari ribilanciare un po'. Sicuramente io auguro a tutti nei prossimi 2 mesi di fare un pieno invece di sguardi, di chiacchierate dal vivo con le persone, però cogliendo per il futuro, ecco, quanto la tecnologia, quando usata bene, diventa un nostro alleato formidabile. Ecco, allora anch'io mi associo al ringraziamento e al saluto a tutti quelli che ci sono stati stasera con noi. Veramente grazie per essere stati presenti, e saluto di nuovo da parte della dirigente che evidentemente non ce l'ha fatta, e speriamo che sia al lavoro proprio insieme agli altri dirigenti per costruire la scuola di settembre, speriamo tutta in presenza. Questo non vuol dire senza le tecnologie, ma con le tecnologie quando anche ci vediamo di persona. E ringrazio di nuovo l'associazione MEC, Giacomo Trevisan e Davide Sciacchitano che sono stati con noi stasera, e quindi diamo l'appuntamento, speriamo, a un prossimo incontro, questa volta faccia a faccia. Buona serata a tutti. Arrivederci.